puntata dell'ormai celebre intervista a Johnson e Farrell, pubblicata oggi in versione integrale. I giornalisti parlano dell'Iraq e fanno un riferimento alla dittatura di Mussolini. E Berlusconi dice: difficile insegnare la democrazia al popolo iracheno dopo una lunga dittatura, ma lasciamo stare l'Italia, quella era una dittatura molto più benigna. Mussolini non ha ammazzato nessuno, lui mandava. Presidente, pianto notti, morte di illusioni, sorde inermi ed effimere grida negli anni armati della repressione. Ma un aprile cadeva imminente sulla fiamma dell'orda meschina. Non dimentichi, Presidente, la terra libera su cui cammina. Presidente, la memoria sua è volata via, risucchiando il soffio della storia sugli ali nere della nostalgia. Il passato è un vento di terrore, tra l'obbio e la vita s'avvicina. Vecchi sogni di razza e nazione, sopra il vuoto in quell'ora cammina.